Buongiorno, sono Bruno Sergio. Oggi farò dei voltini con dentro un po' di formaggio grana, come vedi, e poi adesso ho già messo su la cipolla a rosolare qua con della passata di pomodoro, un po' d'acqua, qua ci mettiamo un po' di sale magico, di sale magico, e ci metterò un po' di basilico. Qui vedi, li passo nella farina, gli do una leggera battuta per la farina in eccesso, l'olio profumato, gli diamo una rosolatina, ecco. Oltre ai voltini, sai che l'altro giorno che ho curato il filetto c'erano anche dei pezzettini di filetto che ho curato, e olio di aglio. Qua ho del pesto che ho fatto io e dell'origano. Ricordarci dopo gli stuzzicadenti di tirarli via. Ecco, da una rosolatina. Il carrello, quando avevo un ristorante, l'ho acquistato circa 40 anni fa e andavo a fare le crêpe Suzette, i filetti a lavoro, no, davanti ai clienti del mio ristorante, e adesso è difficile vedere queste cose. Solo sulle navi le vedi o in alberghi di lusso. Ecco, rosolato, ci mettiamo del vino Cabernet. Ecco, adesso lo asciugo, faccio evaporare il vino e dopo dovrà bollire circa, piano piano. Lo metterò però vicino alla cappa, non qua. Qua vi ho fatto solo vedere la lavorazione. Adesso asciugo del vino, poi lo metto insieme e dopo circa una mezz'oretta, volendo si può passare col passatutto la salsa dopo, perché venga molto fine, perché se i miei nipoti si accorgono che ho messo cipolla non mangiano. Allora, una variazione fatta veloce del ragù napoletano, che laggiù, come vi ho detto prima, ho lavorato per 2 stagioni e c'era un pezzo di carne, facevano bollire sta polpa di pomodoro per 6-7 ore con la carne dentro, e lì diventava il ragù napoletano. Mettevano anche carote, cipolle, sedano, dopo molte variazioni anche là. Assaggiate sempre. Questo è
perfetto. Qua non ho messo sale ancora, però non dovrebbe servire, caso si sente dopo. Gusto favoloso. Dopo cuoceremo un po' di mezze maniche, un po' di pasta cotta e condiremo con questa salsa qua. Ci vediamo dopo. Ecco, adesso mettiamo insieme. Ricordate sempre di classare bene che questo qua è sempre roba buona, con un po' d'acqua, staccate dal fondo e si mette dentro. Ok, adesso vi saluto, ci vediamo fra mezz'ora. Lo passerò il sughetto col passatutto, se no gli do una passata nel frullatore mix. Ecco qua. Ok, adesso vediamo la pasta com'è. L'ho passata che è fine, così i miei nipotini non si accorgono di niente, perché se trovano un pezzettino di cipolla, un pezzettino di verde, no, non è che lo tirano in parte, non lo mangiano. Ecco qua, ho cotto le mezze maniche, ce le mettiamo dentro, è pronto fra 2 minuti. Aspetta, no, che oggi Francesco sta studiando, come si chiama il DAP, che è l'ultimo, belle sugose devono essere, molto sugo. Il sugo è... Loro ci mettono anche del concentrato dentro che deve essere molto rosso, però io non sono tanto d'accordo. Comunque ognuno fa le cose come che faccio io le faccio nella mia maniera. È una saltatina, ci metto un po' di formaggio anche dentro. Oggi metto il parmigiano perché ho finito, di solito adopero latteria vecchio sempre quasi, cerchiamo di adoperare prodotti della regione. Il Montasio vecchio, Montasio che non sfiguro davanti a Reggiano, c'ha un formaggio vecchio che sa di noce, è una favola. Bene, spegniamo il gas. 3 intanto. Anzi no, 2. Ci mettiamo sopra un po' di questi involtini. E ci diamo una passatina, c'è un bel primo piano. Ai, che bella pasta. Ai. Di filetto.
vedi? Una grattatina anche qua, mettiamo più grosso, che si vede. Ecco fatta. Quindi ho sugo tipico, non uguale, tipico che usano a fare a Napoli con il loro ragù napoletano. Ho fatto un po' di variazioni, permettetelo, non voglio copiare, dato che posso permettermelo, che ho fatto 2 anni giù là, 8 mesi la prima stagione, perché una volta avevano un albergo ogni 2-3 km a Baia Domizia lì, adesso è pieno. Il signor Nessello le saluto, che è stato bellissimo quel periodo là per me. Ho visitato la Reggia di Caserta, Capri, ho fatto tutta quella zona là, è stato bellissimo mangiare gli spaghetti alle vongole a Capri, 2-3 vongole, 2 cozze, un gamberone. La pasta era speciale, qualche pomodoro tagliato e saltato insieme, quei piccolini. Ok, vi saluta nonno Sergio per la prossima video. Ciao. Ecco qua l'espresso. È un super caffè, parola di chef nonno Sergio.